Siamo con il dottore Settimio Cantone, presidente dell'AICA. Siamo voluti venire qui proprio per sentire le novità in un momento in cui Agrigento purtroppo invece di capitale della cultura viene additata dalla stampa come capitale dell'arsura. Si vive un momento difficile, la gente non arriva a riempire le cisterne, le autobotti hanno difficoltà, insomma c'è un problema generale. Come AICA come state vivendo questo momento e cosa state facendo, se a breve ci possono essere anche delle soluzioni cui so che state lavorando in maniera attiva e fattiva. Presidente. Sì, intanto ringrazio TVA per la sua solita sensibilità. È chiaro che viviamo male questa emergenza, siamo in emergenza, un'emergenza drammatica che attraversa il nostro territorio complessivamente da Sciacca fino a Licata. Quindi noi stiamo semplicemente lavorando 18 ore al giorno per cercare di in qualche modo di porre rimedio alle difficoltà dei cittadini. Le problematiche sono tante, però vorrei lanciare un messaggio di rassicurazione. Qualche spiraglio lo abbiamo, nel breve AICA farà dei comunicati insieme al direttore generale Guarneri. Stiamo proprio ricercando un po'. AICA ha cambiato il suo core business, mentre prima gestiva soltanto il servizio idrico, ora i nostri uffici sotto il coordinamento del direttore generale sono preordinati esclusivamente alla ricerca di nuove fonti. È chiaro che noi finalmente la battaglia che sta facendo AICA è quella di di raggiungere un'indipendenza idrica. Non possiamo dipendere da condutture distanti centinaia di chilometri dalla nostra zona, posizionati a Palermo o nella provincia di Caltanissetta, perché qualsiasi rottura poi il prezzo principale lo pagano le comunità della provincia di Agrigento. Quindi questa indipendenza idrica alla quale auspichiamo in cosa si esplica? Nella ricerca di nuove fonti. Abbiamo individuato dei nuovi pozzi e questi pozzi potrebbero dare un concreto aiuto, perché hanno una capienza molto ampia, potrebbero dare un concreto aiuto alla nostra comunità. Noi abbiamo già depositato, il dottore Guarneri ed io, alla presidenza della regione, abbiamo già depositato un nuovo quadro di interventi per migliorare gli standard di efficienza idrica, i quantitativi di acqua da far arrivare alle famiglie agrigentine. È chiaro che ci vogliono i tempi, ma ripeto, siamo convinti che nell'arco delle prossime 2 o 3 settimane, la situazione dovrebbe migliorare. Oggi viviamo in una condizione di emergenza, però lasciamo stare le frasi fatte, capitale della cultura, non mi pare corretto nei confronti di chi ha lavorato per raggiungere questo ambizioso titolo di capitale della cultura. Non ci sentiamo la capitale dell'arsura, ci sentiamo una zona che storicamente è stata sempre in penuria di acqua, storicamente. Questo è un anno il più siccitoso degli ultimi 120 anni, quindi non è un dato di fatto che non lo dice AICA, ma lo dicono tutte le statistiche nazionali. Quindi stiamo fronteggiando tutti i vertici di AICA insieme ai nostri operatori, ai quali consentimi Arturo di dare un encomio ai dipendenti di AICA per quello che stanno facendo. Lavorano anche loro fuori dagli orari, lavorano con senso di abnegazione perché capiscono la delicatezza di questo momento. È chiaro che è una battaglia difficile, ma consentimi un ultimo messaggio: se non avessimo avuto al nostro fianco la prefettura di Agrigento, tutto ci sarebbe venuto più difficile, dalla vicenda delle autobotti alla quotidianità, alla vicenda della gestione quotidiana, ripeto. Però ecco, è una battaglia difficile, ma non ci stiamo risparmiando. Questo voglio rassicurare tutta la comunità agrigentina in questa direzione. Ecco, proprio sulle autobotti, Presidente, facciamo un attimo chiarezza, perché ci risulta che molta gente telefona, però non ha risposte immediate. Ecco, cosa bisogna fare esattamente? Noi abbiamo potenziato il nostro call center, abbiamo messo persone in più, però è chiaro che la gente chiama e a un certo punto le linee si saturano, e di questo ci scusiamo con i cittadini. Però è chiaro che nonostante il potenziamento delle linee, si arriva a un punto in cui le linee vanno in tilt, quindi cerchiamo di rispondere. Le autobot le mandiamo secondo le richieste
privilegiando ovviamente le comunità sensibili, le case di riposo per anziani, i centri per i minori, l'ospedale, il carcere. Quelle hanno assicurato, così come le strutture turistiche alberghiere, quando sono in emergenza ci chiamano e immediatamente fronteggiamo l'emergenza. Però è chiaro, questo non significa avere risolto le problematiche. Le autobotti sono per noi una risorsa. Stiamo cercando di riportare in una logica di trasparenza un comparto che aveva finora agito in maniera irregolare, e non lo dico io, ma di fatto lo era. L'acqua è un bene inalienabile, AICA non permetterà mai più che l'acqua sia venduta. Gli autotrasportatori devono limitarsi a farsi retribuire per il servizio di trasporto, non per l'acqua che arriva, perché l'acqua sarà poi conteggiata con la bollettazione ordinaria ai singoli utenti. Una domanda a parte riguarda il dissalatore, le navi cisterna, ecco, su tutti questi annunci, le navi militari, la Marina Militare che propone, diciamo, milioni di acqua, ecco, su tutto questo cosa c'è, diciamo, di immediato, a cosa state pensando? Allora, i vertici di AICA è da oltre 3 mesi che spingono sul dissalatore, e devo dire che mentre all'inizio trovavamo qualche resistenza, ora finalmente è di patrimonio comune che anche il governo regionale ci ha dato un certo assenso in questa direzione. Il dissalatore di Porto Empedocle sarà ripristinato, saranno 2 moduli di circa 50 litri al secondo, e quindi anche questi concorreranno ad aumentare, a raggiungere quella indipendenza idrica di cui parlavo. Però è chiaro che i tempi sono purtroppo contro di noi, perché non è che un dissalatore si monta dall'oggi al domani. Direttore Claudio Guarneri, siamo qui all'AICA, grazie per averci concesso questa intervista. Tante le novità, ma le risposte immediate che darete alla città per, diciamo, questo fabbisogno idrico? Noi, con tutto il lavoro che abbiamo fatto in queste ultime settimane, stiamo recuperando quasi per intero la carenza che deriva di acqua da parte di Siciliacque. La Siciliacque ci ha dato circa il 40% in meno di acqua che ci riforniva di solitamente, e che equivalgono a 250 litri secondo. Noi, con tutta la ricerca di pozzi che si concluderà nell'arco di 20 giorni, massimo un mese, siamo riusciti a recuperare circa 250 litri secondo. Quindi abbiamo completamente ovviato a questa carenza che deriva dalla crisi idrica regionale, e quindi dalla mancanza di acqua che ci dà Siciliacque. Quali sono i comuni che soffrono di più, oltre alla nostra città ovviamente? Devo dire che la nostra città, che tutto sommato non è tra le peggiori nell'ambito del nostro territorio, i comuni che ne soffrono di più sono i comuni della montagna, quelli dell'entroterra, perché i comuni costieri riescono a ricevere acqua dai nostri pozzi, e quindi l'acqua là non manca. Però per un sistema di interconnessione indubbiamente noi cerchiamo di distribuirla equamente, ma mentre la zona del litorale bene o male riceve acqua, seppur con i problemi che sappiamo, la montagna ancora di meno. Perché al centro storico si soffre maggiormente la distribuzione idrica? Che c'è un problema di pressione, perché nessuno ha le cisterne. Io ricordo che circa 20-25 anni fa l'allora sindaco di Agrigento aveva emanato un'ordinanza dove obbligava specialmente i condomini grandi, i grattacieli, a munirsi di cisterne ai piedi del palazzo, e questo indubbiamente evitava la carenza di pressione che l'acqua porta. Io direi che questo in un certo senso dobbiamo ripristinarlo. In atto però noi vediamo che il centro storico intanto non li possiamo fornire di autobotti perché non riescono a entrare, non possiamo dare acqua perché non c'è pressione adeguata, quindi stiamo cercando delle soluzioni anche temporanee per cercare di alleviare il problema. Che novità abbiamo relativamente appunto al dissalatore? Il dissalatore è già stato finanziato, ne sono stati finanziati 3.
tramite l'FSC, il Fondo Sviluppo e Coesione. È stato circa 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa fra la Regione Sicilia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il tempo che si conclude l'iter, che speriamo sia fra poche settimane dovrebbe concludersi, poi occorrerà il visto della Corte dei Conti. Si conta verso ottobre di poter partire con gli Spesso appalti. la gente si lamenta che i turni idrici che voi annunziate non vengono rispettati e c'è un tempo di recupero molto lungo. Ecco, a questo ci avete anche pensato? No, hanno ragione, il problema è che l'acqua, quando non arriva da parte in linea di massa di Sicilia Acque, saltano i turni. Sulla rete idrica, direttore, la lascio, e la rete idrica, tutti attendono questa rete idrica, i fondi di coesione, ma che tempi abbiamo, che tempi avete? Insomma. Ma è nello stesso calderone, diciamo, nel Fondo Sviluppo e Coesione dei dissalatori. Contiamo a ottobre, già la gara è fatta, addirittura c'era stata una consegna provvisoria dei lavori, contiamo a ottobre di farla partire. Io sono dell'avviso che non dobbiamo fare proclami come probabilmente non sono stati fatti prima, che entro 8 mesi si conclude. Io penso che il lavoro all'interno del Comune di Agrigento comporterà non meno di 18 mesi di lavoro. Però stiamo cominciando a lavorare per circoscrivere le zone da dove iniziare, in maniera tale che step dopo step possiamo alleviare, perché quello della rete idrica, che non è solo Agrigento, noi percepiamo Agrigento perché ci viviamo. Direttore, parliamo della situazione economico-finanziaria dell'AICA, una situazione appesantita anche dall'alto costo dell'acqua che Sicilia Acque, diciamo, siete costretti a pagare. Qual è la situazione finanziaria al momento? Ma non è una situazione fluida, perché al fatto che del costo altissimo di acqua che paghiamo a Sicilia Acque, in virtù di una convenzione che circa 20 anni fa era stata stipulata tra la regione siciliana e Sicilia Acque, oltre a questo noi viviamo la crisi dei comuni, per cui anche i comuni ci devono parecchie somme. E quindi viviamo un momento di crisi. Ecco, ma ci sono comuni, mi risulta, che insomma non vorrebbero pagare, non hanno intenzione di pagare. No, non ce n'è. Obiettivamente nessuno ha mai detto che non ha intenzione di pagare. Di fatto non Insomma, pagano. prendono tempo, ecco. Esatto, di fatto molti non pagano e questo è un grave problema. Abbiamo attenzionato più volte l'assemblea dei soci, che sono i comuni i nostri proprietari, perché questa è una situazione insostenibile. Ecco, lei parlava, un'ultima domanda, parlava che la crisi idrica viene sentita maggiormente dai comuni della montagna, immagino Cammarate e San Giovanni Gemini, ma proprio lì c'è uno stabilimento che pompa acqua e la vende, la stravende, per cui si potrebbe intervenire in qualche modo verso questo stabilimento che c'è, diciamo, a Cammarata lì. Ma la regione può intervenire, è una cosa che passa al di sopra della nostra testa.